Scatman's World. Bene ragazzi, sono il comandante veneziano, vai! Di quinta tappa del tour, questa ragazzi comincia a essere una tappa veramente dura, io ve lo dico. Ok, portiamo davanti i nostri, che li voglio sempre davanti. Ok. Ok, portiamo anche gli altri. Li voglio tutti davanti. Ok. Ok. Chi manca? Polanski e Rogers e Gatto. Allora, Rogers. Adesso valutiamo un po' il tutto. Gatto. E Polanski, perfetto. Allora qua abbiamo un Kreuzer da più 3 che è a 20 secondi del secondo, aspetto prima di giocarmelo come gregario di lusso. Contador a -1 purtroppo. Vabbè. E lui è già a 1 minuto e 7, però non mi piace questa cosa, non mi piace. Vabbè, adesso con calma, sarà una tappa, sono le tappe che odio, strascorbutiche, stradifficili. Speriamo bene, raga, speriamo bene. Infatti adesso dopo voglio a un certo punto voglio tirare con uno per non aver problemi di perdere contatto, non mi interessa. Vai, borracciona. Borraccione tattico, signori, borraccione tattico. Voglio il borraccione, voglio il borraccione. E un solo grido si alzerà. Vai Cumendone, Cumendone, la la la. Sono già 8 minuti i fide della mignotta. Mancano 146 km. Vediamo la mappa. Vedi. Qua è tutta sali-scendi. Poi inizia da qua. Inizia una rottura di coglioni infinita. Dove sarà pericolosissimo e sarà rischiosissimo. Perdere contatto sarà facilissimo, raga. Andiamo a vedere un attimo la fuga di giornata della mattina. Allora abbiamo Fabian Cancellara. Ok. Moser e Uzarski. Vabbè, buon per loro. Fotte sega però. Fotte sega. Adesso prendiamo l'acqua. Vai. Non dobbiamo mai rimanere senza acqua. Questa tappa sarà anche difficile questo purtroppo. Sapete, io non punto le maglie PUA, le maglie a punti, io voglio vincere il tour. Cioè, frega un cazzo del resto. Purtroppo abbiamo Contador che non è in una grandissima forma. Per quello non mi voglio giocare ancora a Kreuziger, che Kreuziger adesso ha un +2 in montagna, quindi è 80. Quindi anche Kreuziger può essere un potenziale vincitore. Kreuziger è bello in forma, possiamo tentare qualcosa con Kreuziger. Sagan è a 0. Sagan, insomma, Sagan è un po' così. Ok, allora adesso mettiamo il nostro Polanski. Deve rientrare il Pola, è un po' indietro il Pola. Non ce la fa mica rientrare Pola. Oh, ok. Perfetto. E facciamolo tirare Polanski. Polanski deve proprio morire, poverino, in senso buono. Vai Polanski. È il tuo momento, Pola. Ok, andiamo qua. Ok. Swift, Conning, Nieve. Sagan, dove cazzo è Sagan? Ok, Sagan è qua. Ok, Polanski sta tirando. È quello che voglio, raga, è quello che voglio. Mancano 64 fottutissimi chilometri per noi, chiaramente. Ok, Polanski, poverino, è andato il Pola. Ciao. Adesso, c'ho per le borracce, sì. Ti prego, ho bisogno del miracolo. Riesci a portarmelo, sarebbe positivo. La fuga di giornata è 2:29. Tappa difficilissima questa, eh. Per il momento non tiro perché mi deve arrivare la borraccia da Rogers, speriamo bene.
Qua abbiamo il primo a punti. Degenkolb che prova a partire. Ok. Dov'è Rogers? Sta arrivando, spero. No, ha preso la borraccia adesso. Ha preso la borraccia adesso, speriamo bene. Adesso però inizia un po' la salita brutta. Sarà durissima. Ci siamo giocati Roger o Paul, eh? Cazzo, siamo senza acqua, Dio Cristo. Siamo senza acqua e non ci sono più discese. Vediamo Rogers. Dai Rogers, dai Rogers. Ciao. No, devo stare davanti per forza. Però siamo senza borracce, cazzo. Team Sky chiaramente attacca. Attenzione, Ala Filippo. Questo è un bel giovane. Vediamo Rogers. E ciao ragazzi. Molto bene. Speriamo bene, speriamo bene. Albertino Contador, Sagan. Ok, Krozik, noi ci siamo. Ma ci siamo tutti, ragazzi. Devo stare molto attento, eh. Non ho bisogno della borraccia, cazzo. Catroia. Attenzione a Contador che è un attimo dietro. Perché? Conta deve rientrare subito. Roger ci sta anche provando, ma... Dai, Rogers, dai, Cristo. Madonna, non ho veramente più borracce, eh. Stanno morendo i miei 37 km. Pass de payroll. Pui Mary. Guarda Boaro, ragazzi. Il Boaro c'è, signori. Il Boaro c'è. Roger sta arrivando, sta aiutando Bennati, ma... Attenzione. Attenzione Contador. Kreuziger rimane Contador. No, devo tirarlo un po' sul Conta. Kreuziger c'è. Sagan fa fatica perché non è comunque... No, 68 in montagna, poverino. Bravo Albertino, bravo Albertino. Ok. Dai, che stiamo morendo. Kreuziger e Contador cominciano a ballare. Sì. Mo so cazzi. Mo so cazzi. Roger non ce la fa più. Dio Cristo, Dio Cristo. Senza borraccia perderò molte energie, raga. Chi c'è davanti? Al Filippo e basta. Guarda, Contador sta sgambettando Albertino. Albertino sgambetta molto bene. Adesso c'è la discesa, bisogna prendere assolutamente la borraccia in qualche modo. Mamma mia che salite ragazzi, che salite, 11,6 del per cento. Roger si sta provando, Roger è morto, Roger è morto. A sto punto deve portarmela Kreuziger, non ce la fa. Deve portarmela Kreuziger, se forse era meglio Sagan, vabbè. Polanski e Bennati sono caduti, Cristo santo. Dai, portamela veloce, però... No, non ci credo, non ce la fa neanche Kreuziger, vabbè. No, questa proprio non l'ho capita, ragazzi, eh. Questa proprio non l'ho capita, porca puttana, devo assolutamente devo far scattare Contador per fargliela prendere. Vai, Albertino scatta. Scatto di Albertino, scatto di Albertino. Le borracce mi stanno rincoglionendo. Buon Albertino, dai. Buon Albertino. Prendi sta borraccia. Bravo.
Albertino l'ha presa. Ok. Buono. Ok. Perfetto. Lo dovevo fare, ragazzi. È chiaro che mi sono un po' stancato, ma non avevo alternative. Kreuziger è qua. Tappa un po' di merda. Lo so, ste tappe le odio. No, ho schiacciato il... Porca puttana, ho fatto un errore qua. Ho preso il gel energetico. Nella tensione, lui Costa prova a scattare. Le dura, le dura. Sono poco abituato a ricontrollare tutti, ragazzi. Almeno Contador ce l'ha, ho sprecato il gel energetico così. Non ci voleva. Dai Kreuziger, muoviti però, Cristo. Gli altri non li stiamo neanche più considerando, poverini, ma vabbè. Sinceramente non mi interessa. Devo pensare, Kreuziger deve rientrare, non rientra. Dio Cristo. No, perfetto, Kreuziger in realtà è Contador adesso che deve rientrarmi. Ok. Ok, Kreuziger è arrivato. Molto bene. Perfetto. Quindi Kreuziger è tornato a regime, anche se è stanco. E mi arriva anche Albertino. Loro due mi interessa, il resto può anche morire. Davanti ci sono due, chi c'è? C'è Costa, Rui Costa e Bardet. Stiamo attenti perché sono due che possono vincere. Questa tappa. Contador sta arrivando, con gran calma, ma sta arrivando. Mancano 5 km. Devo provare con Roman, che ha un +3. Devo provare con Roman. Roman scatta. Roman scatta. Con Contador aspettiamo. Kreuziger ci prova. Roman ci prova. Vai Kreuziger. Kreuziger ci prova, ma non riesce. Non riesce. Ritorniamo con Contador. Niente. Vediamo se può essere una finta per Contador. Speriamo. Speravo di dare un po' più di dislivello, veramente. Un po' più di accelerazione. Niente, una tappa veramente di merda. Vince Quintana alla fine. Ah, Dio mio. Devo riprendere bene con il... con tutti i ciclisti, Infatti mi sto allenando anche per la modalità carriera perché non ci siamo proprio. A livello difficile sto facendo molta fatica. Kreuziger quinto. Contador. Comunque non è in gran forma. 13esimo. Non bene. Quintana, Quintana anche qua, ragazzi. Anche qua, Nairo. Porco Quintana. Non ci voglio credere. Sta diventando il mio spauracchio Quintana. Andiamo a vedere le classifiche. Raga, bisogna veramente di allenamento perché la modalità Pro Cyclist mi ha veramente, veramente arrugginito, per quanto a livello difficile arrivare quinti e 13esimi non è male. Risultati. Allora, Quintana, ti odio. Allora, la generale siamo quinti. Allora. No. Classifica a tempo, quinto posto Contador. Vabbè, vaffanculo. Vediamo la classifica, vediamola da qua. Allora abbiamo Contador 12esimo e Kreuziger quinto. Ok, raga. La prossima tappa è per velocisti, per fortuna. Dobbiamo un attimo svegliarci, perché non ho veramente più la velocità di gestirmi tutta la squadra e non va bene. Raga, ho salutato il commentone veneziano. Ciao!